Palma di Montechiaro al tavolo con il Ministero dell'Istruzione. Grandissima l'emozione provata dal sindaco di Palma Stefano Castellino. Palma di Montechiaro infatti è uno dei 216 comuni italiani che ha ricevuto un finanziamento nell'ambito del PNRR per l'investimento costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici. È il primo comune della Sicilia in graduatoria per un finanziato di euro 4.076.538 che, come annunciato nei giorni scorsi, vedrà appunto la demolizione e la ricostruzione del plesso Isabella Tommasi. Il sindaco continua dicendo: siamo stati invitati insieme ad altri 215 comuni d'Italia a beneficiare a una riunione in videoconferenza alla presenza del signor ministro Patrizio Bianchi sulle modalità attuative dell'investimento. In quell'occasione, continua Castellino, ho avuto la possibilità di intervenire per chiarire le modalità di proseguimento dei lavori e soprattutto ringraziare il Ministro e l'intera struttura operativa del Ministero per la professionalità e la pazienza mostrata in questi mesi, mettendo sempre a disposizione dei comuni e degli uffici tutto quello che era necessario. Il sindaco continua: siamo orgogliosi di servire la nostra città e lo Stato e lavorare con sacrificio e passione nel percorso che l'amministrazione comunale è riuscita a realizzare grazie al contributo delle persone che mi hanno affiancato e sostenuto, portando il nome di Palma di Montechiaro a presenziare e portare la propria voce nei più importanti tavoli istituzionali. Buongiorno a tutti, buongiorno Eccellenza, il Ministro, e grazie a tutti per questa opportunità. Prima della domanda specifica io vorrei ringraziare di cuore il Ministro dell'Istruzione e la struttura, perché sabato, domenica, fine settimana noi avevamo una interlocuzione costante e un aiuto prezioso per la presentazione dei progetti, e questo ci ha riempito di orgoglio, perché ancora una volta abbiamo dimostrato di essere un grande paese, e io vi ringrazio di cuore dal profondo sud della Sicilia, vi ringrazio di cuore perché sono orgoglioso di rappresentare in minima parte lo Stato e sono orgoglioso di questa opportunità concessaci. Detto questo, e mi perdonerete per la grande emozione che oggi vive la mia città nel trovarsi in questo importante tavolo, volevo dire, per quanto riguarda l'aspetto della fase successiva alla progettazione, se, come ho compreso bene, si possa andare in deroga al 50 del 2016 e quindi affidare poi direttamente, se ho compreso bene, la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori a coloro che hanno vinto il concorso di progettazione. E questa è la prima. La seconda, per quanto riguarda il discorso dei contenziosi posto in essere dal collega, io vi chiedevo, e so che la struttura ne è fortemente capace, di condividere uno schema di determina a contrarre, disciplinare di gara, in modo tale che la possiamo utilizzare tutti allo stesso modo. E per i comuni più piccolini, sotto i 20.000 abitanti o anche sotto i 30.000 abitanti, perché non pensare a un'unica centrale, unica di committenza, nella quale noi ci possiamo rivolgere in modo tale che tutti i progetti vengano banditi dalla stessa centrale unica di committenza. Nel chiudere il mio intervento, Eccellenza il Ministro, io questa frase la porterò nel mio cuore e la farò scrivere nella mia stanza. Siamo la Repubblica delle Autonomie e le autonomie devono ricostruire l'unità nazionale. Orgoglioso di averla come Ministro. Grazie. Sindaco, grazie davvero. Una risposta veloce. Le centrali di committenza, i piccoli comuni. Andremo sicuramente nella direzione da lei indicata, poi avremo modo di confrontarci anche dal punto di vista tecnico operativo, quindi massima assistenza, ma nel senso appunto delle convenzioni quadro a cui voi potete aderire, convenzioni quadro che peraltro devono rispettare anche le realtà locali, le realtà territoriali, cioè voglio dire, non è che si fa una grande gara nazionale in cui c'è un'impresa che fa i lavori dalle Alpi alla Sicilia. Ci saranno tanti lotti locali, regionali, in modo da garantire anche la competizione e la concorrenza. Questo aspetto qua sicuramente. Per quanto riguarda la progettazione, lei si è dato già la risposta, è così come ha detto lei, la norma prevede questo, quindi Grazie.
avanti tranquillamente.